Scene mute su troppi quesiti, tu cosa rispondi? Poco tempo per le soluzioni, scorrono i secondi. È tempo che tornino i conti, fai gli sconti sulla pelle di chi affondi. Sono calcoli irrisolti. Il risultato resta zero, anche al massimo esponente. Per quanto sclero, vedo menti stanche buone a niente. Si sente qua manca l'intelligenza, oltre alla mia città l'indifferenza, massima esponenza. Sono terzi che si sottraggono al dovere, sostando i vertici di sto triangolo incrementano il loro potere. 6 fattori sono il potere stesso, il sesso, il cash per primo, anche se elencato terzo. Se un mezzo di questi qua non ha valore, trovo un massimo comune divisore. Vorrei avere un terzo della loro pensione, perché anche il mio stipendio ne è una piccola frazione. Problemi che a risolvere ci impieghi serie, schemi che fan perdere la ragione, poi dei numeri più di un pallottoliere. Una soluzione non si vede, perché per la soluzione devo dare anche l'8 per 1000 a un prete. Crepe nei sistemi, paradisi artificiali per angeli finti, ragionamenti elementari per uscire da sti labirinti. Qua fallen i meccanismi, le nostre teste numeri alla base di sti logaritmi. Promesse poi consigli equivalenti a scordinate dritte, coordinate su ordinate ascisse, e almeno uno con le idee ordinate uscisse. Parabole, formule, all'intento solo di fotterci, raggi d'azione in aree che moltiplicano per pi greco 314. Cifra 6 zeri sopra calcolatrici, e se ti tieni agli angoli qua ti dividono con bisettrici. Tu che dici tutti amici, bah, tiro le somme fra per chi ci arriva. Del resto di sto testo ne capite giusto il 20%, come l'IVA. Scene mute su troppi quesiti, tu cosa rispondi? Poco tempo per le soluzioni, scorrono i secondi. È tempo che tornino i conti, fai gli sconti sulla pelle di chi affondi. Sono calcoli irrisolti. È il potere mio, è il potere tuo, è il potere suo, è il potere di chi in alto mi comanda, è il potere di una banda di chi legalizza droga e prostituzione in Olanda. È il potere che per ottenerlo impieghi tanto, quello che poi sfoggi facendoti vanto, che ti fa apparire quasi come fossi un santo, ma che può svanire come per oscuro incanto. Chi ci nasce, l'aura del potere che circonda chi sta ancora tra le fasce. Chi reagisce perché ormai da troppo lo subisce. Chi lo acquista e se ne fotte il cazzo ed infierisce. Sono bianche strisce, quelli che si tirano dai nasi che il potere lo gestisce. O di chi finisce, 4 soldi che possiede per tirare e somigliarsi a un ricco al suo stato al quale ambisce. Liscia definisce la sua concezione su quest'argomento. Vivo un'illusione ma il potere concretizza ciò che sento. Vado a ricercarlo per non arrancare a stento. Sono frasi al vento se non ho il potere di colpirvi coi concetti che io esprimo e coi quali a volte mi lamento. Certo è un privilegio, ogni tipo di potere, non parliamo del potere regio. Poter fare quello che si vuole pure a sfregio, valutare cose da buttare, cose pregio. Oh, in ogni caso resto diffidente proprio come diffidente San Tommaso. Se uno dice che il potere non lo vuole a me mi puzza al naso. Chiudo il tema mentre vivo dal potere invaso. Scene mute su troppi quesiti, tu cosa rispondi? Poco tempo per le soluzioni, scorrono i secondi. È tempo che tornino i conti, fai gli sconti sulla pelle di chi affondi. Sono calcoli irrisolti. Scene mute su troppi quesiti, tu cosa rispondi? Poco tempo per le soluzioni, scorrono i secondi. È tempo che tornino i conti, fai gli sconti sulla pelle di chi affondi. Sono calcoli irrisolti.